L'ufficialità, arrivata poco prima di Natale, non è stata una sorpresa per tesserati e addetti ai lavori. Campionati di calcio dilettantistici sospesi dalla promozione in giù, compresa l'attività giovanile. Il Comitato regionale Veneto ha posticipato, verosimilmente a fine stagione, le prime 3 giornate dei gironi di ritorno. Si torna in campo dunque il 30 gennaio con la quarta giornata prevista in calendario. Nel frattempo, stop anche agli allenamenti congiunti, partite amichevoli e tornei. La novità riguarda l'accesso agli spogliatoi per chi svolge attività sportiva. Poche ore fa è stata pubblicata una nota governativa che stabilisce come necessario il possesso del Super Green Pass o guarigione dal Covid per accedere agli spogliatoi. Il tutto a partire dal 10 gennaio 2022. Federazione e comitati regionali restano tuttavia in attesa del nuovo protocollo sportivo, previsto per inizio gennaio, e confidano in una deroga su quanto stabilito dal governo. In caso contrario, spogliatoi e luoghi chiusi saranno off limits per chi non è vaccinato o guarito dal Covid.